Abbiamo proposto anche ieri al ministro Alfano un decreto legge su un ruolo che può avere il giudice di pace, allargando i suoi poteri non solo in chiave amministrativa ma anche penale. Questa è la proposta che noi facciamo, abbiamo presentato questa, la scriveremo bene, la manderemo anche agli uffici legislativi e lavoreremo perché questo si possa diventare realtà. In cella, magari per una notte sola, ma in cella. La proposta contro degrado e vandalismo su cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro insiste dalle elezioni arriva ora direttamente al ministro dell'Interno Angelino Alfano, una proposta criticata anche aspramente dalle opposizioni che parlano di aspirazione del primo cittadino a ricoprire anche il ruolo di sceriffo e che invece potrebbe trovare attuazione attraverso un ampliamento delle competenze del giudice di pace. Quello con la bomboletta che sporca i muri, quello che imbratta la città o che fa la pipì dove pensa lui, eccetera, di fronte a situazioni di un certo tipo le persone vanno tolte dalla strada e messi in una cella di sicurezza. In comune ora si lavora soprattutto a quel mastodontico piano di interventi siglato con il presidente del Consiglio Matteo Renzi a Cafarsetti, in tutto €500 miliardi per interventi che spaziano dalla promozione dello sviluppo economico alle opere infrastrutturali, passando per la valorizzazione di cultura e turismo. Non ci sono fondi che arrivano in blocco, sono cose che verranno sviluppate nel corso delle presentazioni varie, ci sono diverse istituzioni, diversi enti che sono coinvolti. E siccome il patto è un patto generale su cui poi ci siederemo a ragionare operativamente. Il patto firmato da Renzi ha però creato qualche malumore proprio all'interno del PD veneziano, dove scelte come il progetto Tresse Nuovo per il passaggio delle grandi navi non sono mai state viste con entusiasmo. Ma se perfino Renzi gli ha detto a Venezia decide l'amministrazione che c'è, anche se non è quella che ci piace, lo va a capire il capo del governo e bisogna dire a Monica Sambo che si incazza, la democrazia è così, se uno sbaglia una tripla alla fine perde la partita che ha perso e non è che vai con i fumogeni in piazza, allora ci sto alla democrazia finché vinco io e se no mi porto il balone, mi porto a casa, no, non funziona così, capito?